Buonasera a tutti e ben chiatas a Novis. Quart record di infezioni in vot in Friuli Venezia Giulia e dopo i 3 colms, un da che l'altro saltas fuori dai 29 ai 31 di dicembre, le conte dei news positivi e tutti un altro colm arriva quasi a 4.000. A son 3.931 le positività venuti sfur, 2030 dai tampons molecolari e 1.901 dai 13.043 test svelz. Il totale dei casi positivi è però calato di 12 per via che 9 tampons molecolari hanno dato esito negativo a fronte dei test antigenici e 3 test positivi sono stati razvii dopo la revisione dei casi. La fascia di età più colpita per ciò che riguarda le infezioni di UE è che dai 20 ai 29 anni con poco più di un caso su 5 di le persone morte sul Covid alle ultime 24 ore, di questi su nome di 69 anni di Villes, 3 di passe 90 anni, una femmina di 80 volte, 5 persone di età dai 70 ai 79 anni. In terapia intensiva sono ricoverati in 29, in che altre reparti sono 309 e avanzù a 22.694 le persone in isolamento, 101 le infezioni dai dipendenti dal sistema sanitario regionale. Evitare di fare differenze tra studenti vaccinati e no è un controllo puntuale per sapere troppi insegnanti che hanno fatto la profilassi obbligatoria. Il vicepresidente della Regione Riccardi, cui assessore all'istruzione Rosolen e ai trasporti Spizzimenti, si sono chiatati con i dirigenti scolastici e con i sindacati dal settore. La Regione ha tornato a batti che la sua volontà è di evitare di tutti le maniere la DAD sceranta a seconda dell'età dei frutti, gli scuoli, ma manca crescere i casi e con tune sorveglianze attive da LIS Fameis. Per ciò che riguarda i trasporti, secondo l'assessor Pizzimenti, in questo momento il problema più grande è la diminuzione del numero degli autisti in servizi per colpe dal cresci, dall'infezione e dagli quarantenis. Non risulta invece che assedi masse int sugli corrieris. Sono quasi 30.000 i lavoratori che sono obbligati a fare la vaccina, ma che anche mo non si sono mettuti in regole, 16.000 dal settore sanitario e 13.000 dalla scuola. I numeri sono stati panduzi dalla conferenza stampe sull'attività del Dipartimento di Prevenzione, dalle aziende sanitarie, dal Friuli centrale e a rindi l'idea che la strada per combattere contro il Covid è in Chimolunghie. Al momento sono 220.000 persone che beneficiano dall'ultimo decreto che evita l'isolamento in caso di contatto con int positive o per ciò che hanno fatto la terza dose o per ciò che sono guariti di manco di 4 mesi. Sono 86.000 i posti antimolibers per le vaccine di chi alla fine di gennaio. Il corpo di una femmina è stato chiatato dopo di misdì a Trieste, dalla zona della Taronda e della Boschetta, dal quartiere di San Juan, donde il vecchio ospedale psichiatrico. Alle lì che si rinconcentrati dagli dos dopo di misdì, le ricerche dai pompiers, mettuti in allerta dalla questura. Il cadavere è stato lampato dentro di un'uccise, è stato plattato in maniera parziale con un sacco neri. Per tanti sfondi di informazione, a confermi che avresti trattarsi di Liliana Resinovic, la femmina di 62 anni, già dipendente dalla regione che ormai manchiava da chiase dai 14 di dicembre. Corrotte tal monte dai carabinieri per la morte improvvisa dal tenente colonnello Fabio Pasquariello, capo dell'ufficio comand, dal comandante provinciale dall'arme di Caltanissette. Non sei era in un ristorante della città siciliana quando gli è venuto un infarto. 57 anni, nasciuto a Treviso, figlio di un carabiniere, fin di giovane aveva chiappato la strada dal servizio per il Stato e per la sua capacità investigativa fuori dall'ordinario gli aveva indato il comando dal nucleo investigativo dai carabinieri di Udin. Aveva chiatato fuori portato in tribunali autori di assassinamenti salvati come quelli di Lignan e dall'Etro e dai Chiavai. Dopo l'esperienza a Trieste, aveva deciso di scominciare una nuova esperienza l'anta al nucleo investigativo di Caltanissette. Giusto qualche settimana in da ora Udin è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Tutti i colleghi dal gruppo Media Friuli si stringono dal Fimarco, giornalisti di Telefriuli e ai familiari.
Dal 2021 sono cresciuti i reati legati alla pedopornografia online in regione, al venfur dal bilancio e dall'attività fatte dalla polizia postale. 90 voti espressioni denunciati per reati contro il patrimonio e la int e 4 casi arrestati. Tal stesso tempo sono stati fatti anche 45 perquisizioni. La pandemia ha chiappato di brutto dal 2020 le aziende agrituristiche dal Friuli Venezia Giulia e di fatti, intanto che in Italia la tendenza resta sul crescere, dalla nostra regione è stato un stop con 674 aziende in attività dossi in manco dal 2019. A lei il risultato di 33 attività scansionate, quindi 31 nuovi che hanno vierte, forte la diminuzione dal valore economico, in particolare dal nord-est, anche per colpe dalla riduzione del numero di turisti rurali che arrivano dall'Europa centrale. Nuovi plantis sono stati smettuti a dimore a Udin e di mattina in Viale Leopardi. Sentin il vice sindaco Loris Michelini. Nuovi plantis in Viale Leopardi a Udin. Sì, sono 23, 25 pirù salvati si chiamano, quindi è una pianta che ha anche le caratteristiche di avere un colore de rose bianche, che quando sarà primavera praticamente farà biela al viale. 23, 25 planti che mostrano in viodin lì che si può mettere per per sostituire che ieri morti tanti anni fa, qualcuno che ieri mettuto già male. E oltre a Via Leopardi ho mettuto anche 3 nuovi smagnoli in te vie de Magnolie che è via Rome, no? Che si chiama anche Borgo de Magnolie, no? Quindi 25 più i 3 là, sono 20 volte una trentina di planti nuovi, ma non piccoli, se sono granduti, perché e hanno anche qualche anno di vita, quindi io spero che appena induti sarà un viale veramente a stare in assento un po', che è Calborca, quindi tra il verde, tra l'illuminazione nuove e anche una nuova situazione che si viene a creare, Kisborg veramente sta tornando a crescere, no? A tornare a quel che era una volta, un po' alla volta. Il restino a Udin che riguarda 25 anni dalla morte di Tarcisio Petracco, considerati il pari fondatore dall'Università dal Friuli. Dal 1972 aveva messo in piedi il Comitato per l'Università di Udin e si era impegnato con determinazione anche per ottenere la facoltà di medicina. Allora, Sintin, che lo riguarda, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Osinchi, denante all'Università del Friuli, riguarda Tarcisio Petracco, perché voi sono 25 anni che lui ha le morte. Un gran uomo, un uomo di cultura che l'ha regalato al Friuli l'Università. Insieme al Comitato per l'Università, lui che era stato il promotore, alla scombattuto per tanti anni, perché tanti non avevano voglia che si facesse l'università a Udin e dicevano che è già a Trieste, è già a Padova, c'è Coventi e un'altra università. E invece Tarcisio Petracco ha sempre scombattuto perché il popolo furlano avesse un'università e ha tirato su le firme, 125.000 firme, partite dopo il Parlamento e il Parlamento italiano finalmente, dopo il terremoto che l'ha dato un sburt, ha deciso di istituire l'Università del Friuli. E non lo ricordiamo voi a 25 anni delle sue scomparse, delle sue morte, un gran uomo per il nostro Friuli, un uomo che non sa fare un salto di qualità. E anche per lo signor Teledut, con Gnovi si torna in Aiodi domani, mande di Viodisi.